È uscita una traccia sul terremoto del Friuli del 76, infatti Cosa c'entra questo con matematica? per calcolare la magnitudo, infatti io per portare in alto il Friuli ho fatto quel quesito e non era così complicato rispetto agli altri, però era comunque impegnativa questa prova. Come pensi sia andata? Ma un 6 su 20 forse l'abbiamo portato a casa. Ora ci aspetta l'orale, vediamo come va. Poteva andare meglio sicuramente. Era tosta come prova, ce l'aspettavamo e quindi sì, magari su matematica non puntavamo tanto per fare un buon punteggio, però sì, abbiamo fatto il nostro, almeno io ho fatto il mio. Io ho fatto i quesiti di probabilità che non mi aspettavo fossero così tanto difficili, anche perché i risultati venivano uguali nel punto A e nel punto B, e anche quello di combinatorie che però non era il massimo. Erano molto più facili l'anno scorso i quesiti. Quindi insomma una prova complicata. Sì, molto. Ci è andata proprio male quest'anno. Anche ieri mi dicevano che era stato difficile la prima prova, complicata anche questa seconda, confermi? Sì, confermo, soprattutto, comunque possiamo dire che è andata un po' male entrambe, ma non per me, in generale per le tracce che sono uscite. Ieri le tracce d'italiano è stato difficile per tutti quanti, è stato un argomento molto dibattuto anche sui social da vari appunto maturandi, e anche oggi le tracce molto difficili, io ho fatto probabilità, calcolo combinatorio. Ho visto la traccia sul terremoto e l'ho letta molto, non sono riuscito a farla, poche sono state le cose che ho fatto, sì, però anch'io un bel 6 su 20 me lo son portato a casa. Io probabilità e calcolo combinatorio. Ma quindi nessuno ha fatto tranne lui quello del terremoto? No. Troppo difficile? Sì, non ci sarei arrivata. Ok. Com'è andata? Speriamo bene, però non sono tanto Difficile. fiduciosa, sì. Vabbè, puntiamo sull'orale. Sì, sicuro. Ci ho provato ma non è stata una grandissima idea, non mi ricordavo bene quelle proprietà e quindi ho detto passo. E sei andato a quella dopo? No, basta quesiti, ne ho fatti 2 e non bene. Sì, era molto complicato. Secondo Più di me, quanto pensavate magari prima? sì, anche guardando secondo me i livelli delle prove dell'anno scorso, questa qua era più avanzata sicuramente. Abbiamo un eroe che ha fatto il quesito sul terremoto. Esattamente, sì. Difficile? È un po' complicato, sì, però comunque con tutto il tempo che avevamo te la potevi gestire bene. Ma tu sei una secchia? No, un po' piccolino, proprio piccolino. Una secchina. Esatto. Com'è andata insomma? Male, molto male, è stato devastante. Addirittura. Sì, però qualche quesito l'ho portato a casa.